Tutti, buona Pasqua. Siamo qui questa mattina come i fratelli e le sorelle negli Atti degli Apostoli, che rendevano testimonianza della risurrezione di Cristo e la grazia era su di loro, così dice la parola. Noi questa mattina rendiamo testimonianza della sua risurrezione come facciamo tutti gli altri giorni, o dovremmo fare tutti gli altri giorni della nostra vita. E c'è un canto che mi è venuto in mente spesso questa settimana, che cantavamo una volta, che dice: è in momenti così che io lodo te ed alzo le mani a Cristo. E io mi sono sempre domandato, il canto non spiega che momenti, è in momenti così, quali? Tutti i momenti. E il canto non lo spiega, perché in qualsiasi momento della tua vita tu ti trovi, alza le mani e loda Cristo. Questa mattina lo possiamo fare tutti insieme e sarà una benedizione particolare. Dio ti benedica. Yeah.
quello che Dio dice di me. È importante ciò che Dio pensa di te o no? A volte ci creiamo più problemi di quelli che gli altri pensano di noi, di ciò che Dio pensa di noi. È vero o non è vero? Ma cosa dice Dio di noi? Volete sentire cosa dice Dio di noi? Amen. Ci dice: ma voi siete una stirpe eletta, un regal sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Gloria a Dio! E voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Gloria a Dio! Siamo un popolo eletto. Alleluia! Siamo un real sacerdozio. Amen. Questa mattina possiamo entrare nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, ed adorare il Dio in spirito e verità. Amen. Gloria a Dio. Non è cosa meravigliosa? Amen. Quanti sanno che Gesù è risorto? E quanti sanno che Gesù non è risorto oggi? Amen. Gloria a Dio. È Pasqua ogni giorno per noi, è vero o non è vero? Alleluia. Ma questa mattina vogliamo ricordare, come tanti ricordano, che Cristo è risorto. Amen. Ci accosteremo anche alla Santa Cena, gloria a Dio, così ricorderemo che Lui deve tornare. Amen. Fate questo in memoria di me, finché io ritorno. Gloria a Dio. Quanti sono qui per lodare il Signore? Amen. Quanti sono qui per chiedere al Signore qualcosa? Gloria a Dio. Quanti sanno che il Signore è in mezzo a noi? Amen. Ci credi tu? Amen. Dio è vivente. Egli, la parola di Dio ci dice che Egli è in mezzo alle lodi. Egli dimora nelle lodi. Amen. Quindi questa mattina se hai un problema, loda il Signore. Non importa, loda il Signore. Lascia che il Signore prenda Lui in mano il tuo problema. Amen. Tanto tu non lo potrai risolvere. Lascia che sia il Signore a risolverlo. Lodiamo il Signore con tutto il cuore. Gloria a Dio. Alleluia. Al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando
mattina. Desideriamo, Signore, offrire un culto a Te. Tu che sei il vivente, che vivi per l'eternità. Signore, grazie perché sei risorto e quella tomba è vuota ancora. Signore, grazie perché Tu ci hai aperto una via. Gloria a Te. Signore, grazie per l'opera che Tu hai compiuto nella nostra vita. Grazie perché in Te abbiamo tutto e pienamente. Grazie perché questa mattina noi possiamo offrire un culto al Padre per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Grazie perché questa mattina, Signore, Tu conosci i cuori di ognuno di noi e questa mattina siamo qui. Così come siamo, veniamo davanti a Te. Prima di ogni cosa, Signore, entriamo in questo luogo per ringraziarti, per benedirti, per dirti, Signore, grazie per ogni beneficio che proviene dalla Tua mano, Signore. Ci troviamo in un momento molto difficile e particolare, Signore, ma sappiamo, Signore, Tu non ci hai nascosto nulla, non è che l'inizio di quello che dovrà succedere e accadere. Signore, noi Ti chiediamo di stendere la Tua mano. Signore, Ti chiediamo di intervenire anche in questa guerra, Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, manda i Tuoi angeli, Signore. Ti preghiamo, Signore, di parlare ai cuori di coloro che ci governano, perché Tu ce l'hai detto, pregate per coloro che vi governano. Signore, noi Ti preghiamo affinché possano avere quella sensibilità, che possano avere il Tuo timore nel loro cuore, Signore. Signore, grazie perché Tu sei un Dio che vede, che ascolta e che provvede. Grazie per questo culto e Ti chiediamo di benedire dovunque, in qualunque luogo si sta lodando e benedicendo il Tuo nome, Signore, dove i Tuoi figli sono radunati nel Tuo nome, dove viene predicata la Tua parola, Signore, che possa scendere il Tuo Santo Spirito per guarire, per liberare e sanare, per quello che Tu farai in mezzo a noi questa mattina, Signore. Siamo certi, Signore, noi chiediamo allo Spirito Santo di guidare questo culto, perché, Signore, solo attraverso di esso noi possiamo raggiungere il trono della Tua grazia. Signore, parla ai nostri cuori questa mattina attraverso la Tua preziosa parola e tutto quello che noi faremo, Signore, glorificherà il Tuo nome. Benedici quelli che non sono potuti essere in mezzo a noi questa mattina, coloro che ci stanno seguendo attraverso il sito, Signore, benedicili, che possono sentire la Tua presenza, Signore, come noi la sentiamo questa mattina. Te lo chiediamo nel nome del Tuo Figlio Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a Te, Signore. Gesù, Signore, nessuno
Gloria a te. Amen. Gloria a Dio. Amen. Accomodatevi pure, accomodatevi. Gloria a Dio. Voglio dare il benvenuti a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi. Dio vi benedica. Che possiate sentire la presenza del Signore, che possiate ricevere un tocco dalla mano di Dio sulla vostra vita. Gloria a Dio. Bene, questa mattina allora dobbiamo anche fare la presentazione di una bambina. Fanno parte della famiglia ucraina che abbiamo in mezzo a noi. Pensate che questa famiglia ha 13 figli, quindi l'ultimo figlio adesso noi cristiani di fede evangelica, per coloro che sono per le prime volte in mezzo a noi non battezziamo i bambini, non è biblico, non li battezziamo, noi aspettiamo che loro possano fare un'esperienza con il Signore perché devono capire e comprendere il significato del battesimo. Gesù, quando è sceso al cielo, ha dato un mandato alla Chiesa e il mandato è stato quello di dire: andate per il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi c'è bisogno di credere nel Signore. Prima viene comunque il credere nella nostra vita di quello che Cristo ha fatto per ognuno di noi, ha sofferto sulla croce e poi sarà battezzato e allora sarà salvato. Quindi noi questa mattina, quello che voi vedrete, mentre chiamo il pastore a venire qui davanti insieme con la famiglia che deve presentare la bambina al Signore, è una presentazione, cioè una dedicazione. Come Gesù fu portato al Tempio, così anche Samuele fu dato al Tempio per dedicarlo al Signore. Noi i nostri figli quando nascono li presentiamo al Signore, questo dono che Dio ci ha dato, li presentiamo al Signore e diciamo: Signore, prenditi cura di loro finché crescono, preservali da ogni male. Signore, la tua benedizione sulla loro vita, e così poi quando loro cresceranno faranno la loro esperienza con il Signore e decideranno loro se vogliono diventare cristiani, perché cristiani non si nasce, cristiana si diventa, ok? Siete d'accordo con me? Cristiani è una scelta. Ok, guardate che meraviglia, che spettacolo. Sì. Io mi sposto perché do la libertà al pastore di presentare la bambina, magari quando mi chiamerà pregheremo insieme, ma mi sposto da qui. Pastore. Я всіх вітаю з Рождеством, з Воскресінням Ісуса Христа. Христос Воскрес! Gloria a Dio. Voglio benedirvi. Non ha il microfono? Glielo do io questo? Gesù è risolto, gloria a Dio. Ok. Ми сьогодні благословляємо, це в мене 20-та внучка, яку Бог дав. Oggi vogliamo benedire anche noi la nostra nipotina. E la nostra nipotina, voglio dire che ce l'ho 20 nipoti. Бог благословляє, умножає, це є благословення Боже, в якому є і плани Божі, і слава Господу. Gloria a Dio per tutti questi figli, per tutti questi nipoti che Signore ci ha regalato. Vogliamo ringraziare perché ci ha pensato Lui e penserà più avanti. І ми вважаємо, що благословення церкви, благословення народу Божого, воно дуже важливо з самого початку, коли народжується дитина, щоб це благословення почивало на ній. Noi desideriamo che anche voi in questo momento potete pregare, benedire la nostra nipotina, perché è molto importante nella sua vita una benedizione della Chiesa. Дуже важливо посвящати своїх дітей для служіння Богу. È importante portare figli, bambini in chiesa
per ringraziare sempre il Signore. І ми сьогодні вирішили це служіння зробити во ім'я Господа Ісуса Христа. Oggi abbiamo pensato portare questa adorazione in chiesa nel nome di Gesù Cristo. Ну, совершить молитву як? Ми даємо перевагу пастору. Алілуя. Піднімаємося на наші ноги. А батьки моляться за дитину? Чи такі пастор? Хай роблять таке. Авігея. Padre, noi ti ringraziamo. Алілуя. Ісус. Signore, sei tu che doni la vita. Алілуя. Signore, che hai donato ancora questo dono a loro, ma non solo a loro, Signore, l'hai donato alle chiese e al mondo intero. Noi ti chiediamo, Signore, che lei possa essere una tua serva, Алілуя. che possa essere uno strumento nelle tue mani per il mondo intero e per la Chiesa e per la sua famiglia. Padre, una benedizione, un'unzione sulla sua vita, dalla sua fanciullezza, preservala da ogni male, da ogni apparenza di male. Farla crescere in statura, in sapienza. Signore, che lei possa ricevere un'unzione speciale sulla sua vita come Deborah, che ha ricevuto quell'unzione speciale per condurre il tuo popolo. Padre, grazie per la benedizione, perché tu dici, Signore, che i figli sono una benedizione che vengono da te, e beati, dice, che ne ha il turcasso pieno. Signore, grazie perché veramente sono d'esempio alla nostra vita, anche alla nostra nazione, che qui nella nostra nazione siamo proprio molto indietro su questa cosa, Signore, di avere figli, sulla crescita. Padre, grazie perché, ecco, io sto tenendo un dono che tu gli hai dato nelle mie mani, Signore, ed è bello vedere la tua gloria nella vita di una bambina, vedere, Signore, come tu l'hai formato. Ogni cosa, Signore, è straordinario, è speciale quello che tu hai creato nel corpo della donna, la gravidanza. Signore, grazie per le mamme che hanno avuto figli e grazie per le mamme che non ne hanno avuto, ma, Signore, hanno saputo essere mamme in altre occasioni. Grazie, Padre, per questo culto. Grazie per il tuo Santo Spirito. Siamo certi che tu benedirai questa famiglia. Grazie che l'hai scampati, Signore, sono qui in mezzo a noi. E ti chiediamo la tua benedizione. Preserva anche i loro familiari, Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Amen. Cosa parlare questa mattina? Che cosa vogliamo trattare insieme? È Pasqua. Almeno sappiamo che questo giorno è Pasqua. Sapete, io quando mi trovo a trattare questi argomenti, dopo quasi 22 anni di ministero pastorale, per me è un po' difficile trattare questi argomenti. Ho fatto tante prediche riguardo alla Pasqua, riguardo al Natale, perché sono due festività, in modo particolare noi cristiani, Natale. Ho fatto anche una riflessione, non so se voi l'avete fatto, ma sembra che il Natale sia più bello. Sembra che il Natale è una festa dove ci sono anche tante canzoncine natalizie. Voi avete mai sentito che c'è una canzone per Pasqua? Avete mai sentito, non so, entrate in un negozio e sentite quelle canzoncine natalizie, quell'atmosfera natalizia? Sembra che quasi Natale sia più festeggiato della Pasqua. Eppure noi dobbiamo comprendere una cosa. Innanzitutto la Pasqua è una festa ebraica, nasce come festa ebraica, non nasce una festa per il cristiano. Noi l'abbiamo scoperto dopo, dalla venuta di Cristo, abbiamo scoperto la Pasqua e abbiamo capito il vero significato della Pasqua. L'Apostolo Paolo ha dovuto scriveva,
e l'Apostolo Paolo era ebreo, l'Apostolo Paolo era giudeo, quindi l'Apostolo Paolo aveva una preparazione, una legge, aveva la legge di Dio. E l'Apostolo Paolo, quando si incontra con Cristo, diciamo più scontro che incontro, quando fa quell'incontro con Cristo, la sua vita viene trasformata, cambiata completamente, e in quel momento lui riesce a comprendere, a capire tutto quello che nell'Antico Testamento era stato fatto, era in previsione di Cristo. Noi sappiamo, la Pasqua, sappiamo che cosa vuol dire passaggio, quindi l'angelo distruttore che passava attraverso le case doveva distruggere i primogeniti del popolo egiziano, ma per coloro che mettevano sugli stipiti delle porte il sangue dell'agnello, che ogni famiglia doveva prendere un capretto, un agnello, e doveva intingere e doveva mettere il sangue sugli stipiti delle porte, l'angelo distruttore passava oltre. E noi che abbiamo fatto un'esperienza con Cristo in cui l'Apostolo Paolo poi comprese l'agnello di Dio, che era Gesù Cristo il Signore, perché Giovanni, quando vide Gesù, Giovanni Battista disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Era Gesù Cristo l'agnello di Dio. E l'Apostolo Paolo scrive, 1 Corinzi capitolo 5 versetto 7, la nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stato immolato. La nostra Pasqua è Cristo che è stato immolato. È importante perché? Perché chi lo stava dicendo era un giudeo. Quindi mai avrebbe potuto immaginare che tutto quello che era nell'Antico Testamento era una prefigura di quello che poi Cristo era e quello che Cristo doveva fare, doveva morire. In Atti capitolo 22 al versetto 3 leggiamo: in verità io sono un giudeo nato da Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete tutti voi. Cioè sta spiegando a quelli del suo popolo che cosa era successo nella sua vita e che in realtà lui non era cambiato, ma aveva compreso chi era realmente l'agnello di Dio e qual era il significato della morte di Cristo. Vedete, è importante perché molti cristiani, pur festeggiando la Pasqua, non l'hanno realizzata, non hanno compreso la Pasqua. Molti vivono ancora nella festività, nel rito, cioè Pasqua, si fa la festa, andiamo in chiesa, facciamoci quel momento di messa nella chiesa, ma non ho ancora realizzato. Sapete, io conosco una storia. C'era un generale che lui, andando a trovare delle truppe che erano in guerra, scendendo dalla jeep, si strappò la giacca. Allora lui entrò nella caserma dove c'erano tutti questi soldati, e il generale, tutti si misero in piedi, entrò il generale, tutti all'impiede, quindi rispettare il generale, e il generale disse: c'è un sarto qui, e un soldato alzò la mano e disse: io sono. E lui disse: vieni con me. Lo portò nel suo ufficio, si tolse la giacca e disse: per piacere, mi puoi cucire la giacca? E lui disse: ma io mi chiamo Sarto, ma non sono un sarto. Noi ridiamo, vero? Io mi chiamo cristiano, ma non sono un cristiano. Io porto il nome
di cristiano, ma non sono un cristiano, perché io non ho ancora compreso o realizzato il Natale e Pasqua. Per il cristiano, vedete, nella scrittura, della nascita di Gesù non c'è una data, non trovate la data della nascita di Gesù, mentre invece nella morte di Gesù trovate una data, mese di Nissan, nell'ultima cena, noi troviamo la morte di Gesù. E quello che noi faremo oggi, il Signore non ci ha detto ricordatevi quando sono nato, ma ricordatevi della mia morte, che io sono morto per voi. Ricordatevi e fate questo in memoria di me. Quello che noi facciamo oggi, ricordiamo della morte di Cristo, ma ancora di più ricordiamo che Egli è risorto. Amen. È risorto. Egli ha aperto una strada per tutti i morti, coloro che credono in Lui. Perché prima si andava nel seno di Abramo, mentre dalla morte di Cristo Lui ha aperto una strada. E quello che mi colpisce sempre di più è ricordare che il primo ad andare in cielo è stato un ladrone, un peccatore. Gesù disse al ladrone sulla croce che era a fianco a Lui, quando vide nei suoi occhi che Lui era il Signore: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù disse: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Il primo ha aperto la strada per andare in paradiso. Oggi stesso tu sarai con me in paradiso. E questo è l'essenziale, ascoltate bene, è l'essenziale e basilare per diventare figli di Dio. Adesso vedremo insieme com'è importante questo. Che cosa significa essere un cristiano? Voglio sottolineare una cosa molto importante. Innanzitutto, se qualcuno mi sa dire quante volte nella Bibbia noi troviamo il termine cristiano, sapete quante volte lo troviamo nella Bibbia? 2 volte. Solo 2 volte noi troviamo il termine cristiano. E si trova in Atti capitolo 11 versetto 26 e in Atti 26 28. Quasi, dice Agrippa a Paolo, quasi mi fai diventare un cristiano. Quasi mi fai diventare un cristiano. Ma la Bibbia non parla di cristiani, la Bibbia parla di discepoli. Gesù ha detto: fate miei discepoli. Né fate membri di chiesa, né apritevi chiesa e fate chiesa evangelica, chiesa cattolica, chiesa... No, ma non ha mai parlato di questo Gesù. Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna. E bisogna nascere di nuovo. Nicodemo andò di notte da Gesù, era un dottore della legge, andò di notte, perché non si voleva far vedere. Era nella sinagoga. E quindi chiese a Gesù che cosa doveva fare per ereditare la vita eterna. E Gesù gli disse: Nicodemo, devi nascere di nuovo. Sapete perché noi a Pasqua abbiamo l'uovo? Qual è il significato dell'uovo? C'è una foto qua, se non mi sbaglio. Da dove nasciamo noi? Da un utero che ha forma di uovo. E in realtà Gesù gli disse: Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi entrare nel regno di Dio. Neanche lo puoi vedere il regno di Dio. Devi nascere di nuovo. E Nicodemo si fece proprio questa domanda: come può un uomo della mia età rientrare di nuovo lì e nascere di nuovo? E non hai capito niente, Nicodemo. Tu devi nascere di acqua e di spirito. Di acqua e di spirito devi nascere. E questa è la realtà che ancora oggi noi, per nascere di nuovo, come ho detto all'inizio,
cristiani non si nasce, si diventa. Ed è una scelta individuale, personale. Sono io che scelgo di diventare cristiano. Sono io di seguire Cristo. Perché? Perché io devo sperimentare se realmente Cristo è vivente. Se veramente vive. Io sono nato in una famiglia cristiana di fede evangelica, ma io ho dovuto fare la mia esperienza con Cristo. Mi sono dovuto incontrare con Cristo. Uno dei più scrittori famosi del cattolicesimo, Vittorio Messori, lui scrive in una copertina di un suo libro, dicono che è risorto, molto bello. Lui scrive in quel libro finale, nella copertina finale, scrive: tu potrai essere di fede cattolica, evangelico, battista, e cita tutte le varie denominazioni cristiane, dice: ma se non ti sei incontrato con Cristo risorto, vana è la tua fede. Qui non si fanno lavaggi del cervello, qui non si indottrinano le persone. Tutte le persone che sono qui hanno fatto un'esperienza con il Signore, è vero o non è vero? Io non sono stato indottrinato da mio padre e neanche dalla scuola domenicale. La parola di Dio è importante conoscerla perché questa ci rende liberi. Però io mi sono incontrato con Cristo. Io l'ho realizzato nella mia vita. Davide diceva: io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto. Amen. E noi abbiamo cercato il Signore e Lui ci ha risposto. E possiamo testimoniare che Lui è vivente, non è morto. È vivente. Ed è Lui è l'unico che cambia e trasforma le vite delle persone. È importante che vedono in te una trasformazione, un cambiamento. Questa mattina parlavo con i neofiti al corso battesimale. Noi non dobbiamo indottrinare le persone, non dobbiamo prendere la Bibbia e fare un lavaggio del cervello alle persone e far vedere quanta conoscenza abbiamo della Bibbia. Quello non serve a niente. Ve lo posso garantire. Quello che cambia, sai che cos'è nella vita delle persone? È la testimonianza della tua vita. È il cambiamento radicale di com'eri e come sei, prima di conoscere il Signore e dopo che hai conosciuto il Signore. Il tuo modo di parlare, il tuo modo di agire. Dicevo questa mattina ai neofiti, quando state con gli altri, se non vi sentite un pesce fuor d'acqua, vuol dire che ancora dovete fare un'esperienza con il Signore. Se voi sentite gli altri che dicono barzellette di un certo tipo, parlano in un certo modo, bestemmiano e dicono tante cose, e tu sei lì che lo Spirito Santo è entrato in te, perché questa è la nuova nascita. La nuova nascita è lo Spirito di Dio che entra nella nostra vita e inizia a fare un cambiamento nella nostra vita, inizia a cambiarci, a mutarci. Lui agisce da dentro e poi fuori. E che cosa succede? Che quando stiamo con gli altri ci sentiamo a dire: ma che ci faccio io? Perché quello che io sento non mi piace più, non ho niente a che fare. Stai male. È vero o non è vero? Quanti hanno fatto questa esperienza? Non stai bene. Perché? Perché non condividi più quello che gli altri condividono. Perché mentre gli altri hanno la visione su questa vita, la tua visione invece è in cielo. Non vi fate tesori sulla terra, ma fatevi tesoro nei cieli. Paolo dice: ogni cosa mi è lecito, ma non tutte le cose mi edificano. Quindi tutto quello che io faccio è per l'edificazione del mio spirito, della mia vita. Ed è importante che gli altri si meravigliano quando vedono te cambiato, trasformato. Dice: caspita, non è più lo stesso, è cambiato. Che cosa è successo? E allora nell'uovo di Pasqua che cosa esce da dentro là? La sorpresa. Si sorprendono quando vedono te cambiato? Esci dall'uovo e fai: sono io la sorpresa. Sono un cambiamento, una trasformazione. A volte mi faccio sempre quelle domande quando qualcuno
quando qualcuno mi dice, pastore, sai, la prima cosa che mi chiedo, ma che differenza c'è fra noi cristiani e voi? Già iniziano a mettere termine noi cristiani e voi. E mi faccio una domanda, perché in realtà forse questa domanda non la dovrebbero neanche fare, perché dovrebbero vedere che la tua vita ha avuto un cambiamento. È la tua vita che testimonia di Cristo. È la tua vita. Diceva qualcuno, entrando nelle nostre chiese, dice, ma non c'è un crocifisso. Non vediamo un crocifisso. È vero, dovrebbero vedere tanti crocifissi, perché noi siamo morti con Cristo. Dovrebbero vedere che siamo rinati a nuova vita. Paolo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora vivo la vivo nella carne del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi una vita completamente trasformata, una visione cambiata, un punto di vista completamente diverso. La mia vita non mi appartiene più. Ma la cosa importante è questo. In che modo posso nascere di nuovo? Come posso essere salvato? Qual è il modo che io posso nascere di nuovo? In che modo posso essere salvato? Bene, ti posso dire che l'Apostolo Paolo scrive ai suoi fratelli giudei in Roma, che erano in Roma. E l'Apostolo Paolo scrive ai Romani capitolo 10, versetto 9 e 10, guardate che meraviglia, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Lo devi credere, devi confessare con la tua bocca. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. È semplice, ma è profondo. Ed è un cambiamento radicale nella vita di coloro che hanno creduto. Non occorre fare chissà quante cose, non bisogna scalare l'Everest. Forse se il Signore avrebbe detto questo, sicuramente tante persone sarebbero lì a scavare, perché a volte noi ce lo vogliamo guadagnare, no? Qualcosa siamo stati abituati a guadagnarcelo. Però voglio dirti questo, che è stato meraviglioso quando Gesù sulla croce ha detto: Padre, tutto è compiuto. E in quel tutto è compiuto c'ero io, c'eri tu e c'erano tutti i peccatori che hanno creduto nel sacrificio di Cristo. Padre, ho pagato il prezzo di riscatto, ho pagato. Tutto è compiuto per Gianni, tutto è compiuto per Anna, tutto è compiuto. Ogni cosa è compiuto per coloro che hanno creduto in me. Ed è meraviglioso quando un peccatore si ravvede, quando uno comprende il significato della salvezza appieno, che Cristo è morto per i nostri peccati, e più che questo, dice l'Apostolo Paolo, è risorto, ma Cristo è morto per i nostri peccati. E la Scrittura ci dice che egli vedrà il frutto del tormento del suo spirito, in Isaia al capitolo 53, e ne sarà saziato. C'è grande festa in cielo per un peccatore che si ravvede. C'è grande festa in cielo. Quando noi scendiamo nelle acque battesimali che noi abbiamo riconosciuto, abbiamo compreso, abbiamo sperimentato che Cristo è morto per i nostri peccati, e quindi quando scendiamo in quelle acque battesimali e stiamo dando la nostra vita al Signore, stiamo facendo un patto con Lui per servirlo per vita e per morte, quando noi ci alziamo da quell'acqua, ecco, gloria a Dio, una grande benedizione. Gli angeli del cielo fanno festa, dice la parola di Dio, e il Signore dice: la mia morte non è stata vana. Voglio ricordarti questo, che quando Gesù uscì dalle acque, vi ricordate che cosa avvenne quando uscì dalle acque? Una colomba, lo Spirito Santo a forma di colomba si fermò, e che cosa disse? Questo è un mio diletto figliuolo, è il mio diletto figliuolo, alla quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quando noi scendiamo nelle acque battesimali, qualcosa avviene nel regno spirituale. Questo è il mio diletto figliuolo, questa è una mia diletta figliuola, perché ha creduto in me. Isaia 53 dice: chi
ha creduto a quello che abbiamo annunciato, a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno. E questa mattina coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, coloro che hanno creduto che Egli è risorto, coloro che hanno creduto che Egli è seduto alla destra del Padre, coloro che hanno creduto che il sangue di Gesù ci ha lavati da ogni macchia di peccato, questa mattina possono dire nella piena libertà: buona Pasqua! Buona Pasqua! Oh, io nasco in una chiesa dove si faceva fatica a dire buona Pasqua, buon Natale, perché sono tradizioni. Attenzione, noi non celebriamo le tradizioni, dobbiamo fare attenzione. Ma che cosa importa se io sono nato di nuovo? Voglio raccontare agli altri: sì, oggi è Natale, Gesù è nato per me, buon Natale, anche a te. È Pasqua, gloria a Dio, Gesù è risorto, lo hai riconosciuto come Cristo risorto, ti sei incontrato con Lui, oppure tu sei il sarto? Porti un nome di cristiano ma non sei cristiano. E voglio ricordarvi che Gesù, in modo particolare all'Apostolo Giovanni, quando scrive le lettere all'Apocalisse, si sofferma proprio su questo argomento. Vi ricordate cosa dice a una delle lettere delle chiese? Perché tu hai nome di vita e sei morto. Sulla tua tabella della tua chiesa, là fuori là c'è scritto chiesa cristiana. Tu hai nome di vita, ma sei morto. Quanti morti seduti in chiesa ci sono? Quante persone che arrivano, si siedono e sono ancora morti, non hanno ancora sperimentato Cristo. Ma pensa che basta timbrare un cartellino: io vado a messa, io vado al culto, mi ascolto il messaggio, la predicazione, me ne vado a casa, mi va bene. No. Voglio dirti questo, che il Signor Gesù ci ha detto un giorno: le mie pecore conoscono la mia voce. E noi dobbiamo conoscere la voce del Signore, non la voce del pastore della chiesa, attenzione, la voce del Signore. Pastore, ma tu non mi chiami mai, non sento mai la tua voce. Ricordo sempre la testimonianza di una sorella che mi cercava e non mi trovava. E gloria a Dio che non mi ha trovata. Perché dopo mi ha chiamato la sera e ha detto: dopo ho chiamato il Signore e Lui mi ha risposto. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Noi dobbiamo ricordarci una cosa, che noi abbiamo un sommo pastore, si chiama Gesù Cristo. Poi Dio ha dato anche il ministero pastorale alla Chiesa, ha dato i doni alla Chiesa. Ma voglio dirti questo: se non sei nato ancora di nuovo, fai in fretta, sbrigati. Anche questa mattina dai il tuo cuore al Signore. È facile, sapete? Non è difficile. Aprigli il tuo cuore, digli anche semplicemente: Signore, voglio conoscerti, vieni nella mia vita, voglio sperimentarti, voglio vedere se realmente questi che stanno dicendo questa mattina, quelli che hanno raccontato, che hanno fatto un'esperienza con te, la voglio fare anch'io. Gesù ha detto: chi mi cerca mi trova. E non trova una religione, trova Gesù, che sarà con te in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni circostanza. Lui è con te e sarà con te. Cristo è risorto. E ancora oggi Cristo è lì, che è pronto a quanti corrono da Lui, a quanti aprono le proprie braccia e vanno alla croce di Cristo. Sapete, qualcuno ha detto, e mi è piaciuto molto questo: sapete qual è la firma di Dio? La firma di Dio? La firma di Dio è la croce di Cristo. Lui ha firmato con la croce. Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Mi è piaciuto moltissimo
il lavoretto che hanno fatto le insegnanti delle scuole domenicali dei bambini. Dopo andatela a vedere, è molto bello. Le mamme che andate a casa e vedete questo lavoretto. Ieri vedevo mia figlia che li preparava, ha fatto un uovo che si apre. E in quest'uovo c'è scritto: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questa è la sorpresa. Che bella sorpresa. L'ha scritto anche in ucraino, per i bambini ucraini. Dio ha tanto amato il mondo. Voglio dirti questo questa mattina, e te lo dico con tutto il mio cuore. C'è un cantico che io ho sempre cantato anche da ragazzo, lo cantava anche mio papà. Quando io ho conosciuto il Signore ha cambiato la mia vita, l'ha trasformata completamente, ha dato un senso alla mia vita. Sì, ci sono problemi, ci sono stati. Io ho 63 anni, fra un mese li compio, a Dio piacendo. Lo conosco da bambino, sono nato in una famiglia evangelica, di fede evangelica, pentecostale. Però quando io mi sono incontrato con Lui, la mia vita è cambiata completamente. Ha dato un senso alla mia vita. Se mi vedete predicare qui, io prima avevo vergogna di salire dietro a un pulpito, avevo vergogna di mio padre che testimoniava in chiesa. Dicevo, ma perché papà deve raccontare i nostri fatti agli altri? E invece il Signore ha cambiato proprio completamente. A me mi potete mettere anche in mezzo a 10.000 persone, io predico l'Evangelo, perché io so in chi ho creduto e predico l'Evangelo. E c'è un cantico bellissimo che io canto spesso, l'ho cantato anche questa mattina quando mi sono alzato. Non so quanti di voi lo conoscono. Lo inizio. Da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò, sento pace, allegrezza e gioia nel cuore. Da quando Gesù mi salvò, vive l'anima mia nel grande suo amore. Da quando Gesù mi salvò, ho promesso al Signore di servirlo col cuore. Da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò, vive l'anima mia nel grande suo amore. Da quando Gesù mi salvò. Alleluia! Alleluia! Da quando Gesù mi salvò, alleluia, da quando Gesù mi ha salvato, non avrei mai potuto contraccambiare la salvezza con niente. Gesù mi ha salvato su quella croce, mi ha conquistato, con il suo amore mi ha conquistato e non vivrei un attimo senza Gesù. Amen. Quanti sono nati di nuovo? Alzate le mani. Gloria a Gesù. Hai potuto ascoltare questo cantico, magari cantarlo con me? Da quando Gesù mi salvò, sento pace, allegrezza e gioia nel cuore. Da quando Gesù mi salvò. Alleluia! Non è un lavaggio del cervello, è qualcosa che viene dentro di noi. La gioia del Signore è la nostra forza. Amen! Quando noi vediamo quello che sta accadendo, quello che sta succedendo, e sapere che la tua vita e la mia vita è nelle mani del Signore, accade quel che accade. Abbiamo sentito questa mattina, non ho paura di morire, perché Cristo ha vinto la morte. O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è il tuo dardo? Cristo ha vinto la morte. Amen. E tutti quelli che sono in Cristo hanno vinto. Gloria a Gesù. Degno è l'agnello. Amen. Chi di noi può dirlo? Chi più di noi può dirlo? Degno è l'agnello. Sapete che gli angeli del cielo dicono santo, santo, santo è l'agnello di Dio? E noi possiamo dire degno è l'agnello di Dio? Amen. Perché è morto per me. Concludiamo con questo canto e poi ci salutiamo, andiamo a casa. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Ascoltate che bello le parole di questo canto. Grazie, Signore. Grazie, Signore.
Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazia mi dono, inchiodarono le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sul suo trono, di gloria una corona, regna in vittoria, innanzi a Gesù, il figliuolo di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, degno è l'agnello. Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazia mi donò, inchiodarono le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede
La grazia del Signor nostro Gesù Cristo, la carità, la comunione dello Spirito Santo, la guida sia con tutto il suo popolo da ora in eterno. Amen. Amen. Bene fratelli, volevo dirvi, mi sono dimenticato, qualcuno mi ha chiesto ma non si raccoglie l'offerta in questa chiesa? Mi sono dimenticato di dirvi, c'è una cassetta in fondo, prima raccoglievamo l'offerta, girava, ma c'è una cassetta in fondo, quello che ti senti in cuore di dare, lì c'è una cassetta che puoi donare completamente. E Mirella, tu hai novità per un locale? Abbiamo trovato qualcosa? Niente ancora? Ok. Vi aggiorniamo, scusate un attimo, vi aggiorniamo semplicemente perché quando avremo i battesimi avremo intenzione poi tutti quanti, tutta la Chiesa, di andare in un posto, ci portiamo la colazione, ci portiamo il pranzo, lì ognuno mangia qualcosa, staremo insieme, così festeggeremo con chi ha fatto i battesimi, va bene? Stiamo trovando il posto per stare tutti quanti insieme, va bene? Gloria a Dio, Dio ci benedica, buona domenica!